Ancora un risultato positivo per la Castrum Favara che nella difficile trasferta di San Cataldo conquista un pareggio. 0-0 il risultato finale con i ragazzi di mister Pietro Infantino che hanno giocato bene, si sono resi molte volte pericolosi, sfiorando in più occasioni il gol che poteva portarli ad una meritata vittoria. Non hanno sofferto più di tanto quando sono rimasti in 10 per l'espulsione di De Min, riuscendo a bloccare sul nascere tutte le puntate in avanti dei padroni di casa. Alla fine il pareggio è stato accettato di buon grado da entrambe le squadre che all'uscita del terreno di gioco hanno ricevuto applausi dei propri tifosi, accorsi in gran numero a sostenere i propri beniamini. È stata una gara dell'amicizia, insomma, visto il grande fair play tra le due tifoserie, ma anche per la presenza di tanti ex, come lo stesso Pietro Infantino, autore 2 anni fa del miracolo sangataldese, e giocatori come Baglione, Deiana, Ouattara e Scalia. La Castrum Favara si è dimostrata ancora una volta un'ottima squadra ed ha tenuto testa ad una sangataldese che pur giocando bene non ha mai impensierito più di tanto il portiere capitano Tommaso Scuffia. Da menzionare qualche incursione di capitano Mondaperto per i locali e diverse azioni di Lapiana, Palma e Baglione. Al 25esimo del secondo tempo il Favara rimane in 10, come abbiamo detto, per l'espulsione di De Min, ma l'incontro termina sullo 0-0 tra gli applausi generali per la Sangataldese che torna a muovere la classifica e il Favara che continua la sua serie positiva. Ma ecco le interviste. Due squadre, devo dire che due squadre che sono partite per l'obiettivo della salvezza, però in campo non si è visto due squadre che giocano a viso aperto, due squadre che giocano a palla a terra. Veramente per chi ha assistito alla partita secondo me si è anche divertito, perché c'erano due squadre che volevano vincere, noi non abbiamo mollato neanche in 10 uomini, abbiamo anche creato, però devo fare veramente i complimenti ai miei ragazzi perché non era facile superare questo ostacolo. Qui ha pareggiato il Siracusa, ha perso il Pompei, campo difficile, devo fare i complimenti al mister Piedatella perché hanno messo in campo una squadra ben assortita, però dall'altra parte devo dire che hanno trovato una squadra tosta, una squadra che ormai ha assimilato una mentalità, un modo di giocare, questi interscambi, questi inserimenti. Credo che noi siamo molto molto contenti della prestazione anche di oggi. Mister, continua la serie positiva e si sta bene nella parte alta della classifica? No, si sta bene quando la squadra è viva, risponde alle sollecitazioni. Qualcuno aveva scritto che questa settimana abbiamo visto una squadra che aveva mollato, non esistono squadre che mollano con Infantino, ma anche loro hanno obiettivi importanti, si sono creati questa mentalità di giocarsela con tutti e chi viene a vedere l'allenamento faccia letture diverse. Quello che si è visto sul campo, il risultato, posso dire che il risultato è giusto, un pareggio ci stava pure per quella partita perché sapevamo di incontrare una squadra in salute, con un mister che ha impostato le sue idee di gioco e sapevamo che quella partita non sarebbe stato facile e quindi un punto ciascuno è giusto come risultato finale. Sappiamo pure che la Sangataldese è una squadra che non ci lasciavamo giocare e quindi alla fine ci siamo un po' abbassati per poter prendere le misure del campo e poi dopo è uscito il gioco nostro che sempre se smettiamo di giocare sicuramente abbiamo difficoltà noi stessi ad arrivare in porta. Poi il secondo tempo è stato molto equilibrato fino a quando abbiamo preso il cartellino rosso, però penso che il risultato è giusto per entrambe le squadre per quello che si è visto oggi. Direttore, continua la serie positiva per il Favara, un pareggio esterno fa sempre bene, credo che forse si poteva anche ottenere un po' di più. Sì, i ragazzi hanno fatto una gran bella partita, non hanno avuto paura di giocare contro una squadra che
diciamo, che ha l'obiettivo come il nostro, e quindi andare a prendere un punto in questo campo è veramente qualcosa di straordinario. Sì, è osato qualcosina in più, però dico che alla fine il pareggio va bene anche per noi. E poi insomma in 10 uomini non abbiamo subito tanto, anzi forse siamo stati più intraprendenti. Questa, vi ho detto sempre, questa è una squadra che non molla mai, è una squadra di ragazzi giovani che fisicamente hanno nella propria età la loro forza, perché è una squadra che corre fino a 95-96, quindi non si è vista questa differenza tra, diciamo, dell'uomo in meno, perché tra l'altro sono delle cose che già provano in allenamento durante la settimana. In estrema sintesi quindi un punto ciascuno va bene? Sì, noi siamo soddisfatti del punteggio, anche perché sembra che Dese non è facile, ripeto, per qualcuno venire qua e vincere, quindi aver preso un punto qui siamo abbastanza soddisfatti. È stato giusto, il pareggio è giusto, con una squadra che si è dimostrata forte, non per caso arrivano le vittorie di Palermo, le vittorie da Pompei, non è una squadra semplice da affrontare, è spigolosa, è stile, spinge, sa difendere, quindi vediamo il pareggio giusto.